Ok, quindi quando uno mi dice ho preso una puzzola, no, non significa un cane che puzza. Che storia. Per prenotare un ritiro, verificare lo stato di un ritiro già prenotato, chiedere la riconsegna di un banco. Ok, tratteranno i tuoi dati nel rispetto della normativa privacy. Risponderà un operatore dall'Italia. Orario dove non c'è? Avrai un primo Orario dove non c'è? assistente digitale poste. Per agire in autonomia. Mordilo che mi rompe le balle, attaccalo, eccola. Cancellare il codice postetti, digita 9. No. Per tutti i servizi banco posta e poste Telecom. Bellissima, questa ce l'aveva Omar, con questa colorazione così mimetica, opaca, bellissima, tanta roba, tanta roba. Ecco, ho vinto anche asciugamano, Dio caro. E te cos'è che hai vinto? Alla sacca? Beh, gli ho detto alla tipa che ho partecipato al concorso per vincere il catamarano, Dio caro, su quella che vado in giro qua Ducati, soldi buttati, porca troia. Quindi tu stai dicendo che sto diventando una scimmia? No, un lupo mannaro. Ah, un lupo C'è mannaro. la luna piena, fatalità e notte. Beh, effettivamente. Così sono tanti, Ah, ma neri anche, c'è tipo gli scimpanzé, c'è quelli... Cioè, ma guarda qua, posso farti le treccine se vuoi. Con la vero? pinzetta ti faccio la treccina. Che figata. Ok, arate qua ragazzi, finalmente sono riuscito a spremere benino le batterie al litio, l'impianto al litio. Allora, è quasi mezzanotte, sono le 11 e qualcosa, un'altra mezz'oretta secondo me, oddio no, forse no, non lo so, un altro pochino di climatizzatore, perché ho praticamente il climatizzatore che va perennemente, e dopodiché domani mattina col discorso del frigo a compressore, perché ricordo siamo a metà agosto 2025 quando è scoppiato quel caldo, perlomeno da noi fastidioso, cioè non c'era neanche tanti gradi, ce n'erano tra virgolette pochi, avevano 36 gradi, però quel tasso di umidità che te ne fa percepire 50 e quindi il clima che va di continuo nonostante quello, ragazzi. E vabbè, tanto domani mattina io i miei compiti li ho finiti, quindi emigro, quindi farò una giornata in area camper così carico le batterie, dopodiché mi trasferisco in montagna. Buongiorno Italia. L'impianto al litio a 600 A al 7%, per carità ho 46 A, cioè su una batteria al litio a 100 A significa averne un 50%, per carità è vero, va interpretato anche così. Questo significa usare il clima, porco cane, o che usa bene? Sto cane massiccio. Aspetta ragazzi, un'altra cosa che non ho mai detto, io parlo sempre dei vetri che scaldano. Queste merde qua, che sicuramente ce le avrai anche tu, ne vogliamo parlare? Cioè qua è bollentissimo, perché c'è il vetro che incamera e poi fa uscire anche da qua l'aria calda. Sta in tu, ciao la pizza. Ah, che bello, da cuore animo, gli ha messo anche i tavolini. Ciao, buon appetito, e anche oggi lavoro domani. No, sul serio lavoro domani. 7 della mattina ragazzo, questo è il mio piano di evasione dal caldo. Ma che dita così, paranca figo, Dio caro, poi un film di Lupin. A parte i scherzi, mi sono fatto una notte e un pomeriggio a Valvasone in modo tale da riposarmi un attimo e da far andare il climatizzatore, in modo tale anche da raffrescare. Aspetta che guardo che non mi pince, ma non c'è nessuno per strada, speriamo ben che sia così fino all'arrivo, in modo tale a raffrescare proprio tutto il camper, le pareti, proprio tutto. Adesso si parte alla grande, le batterie non sono piene, sono all'82%, questo perché se mettevo il mio turbo alimentatore non so perché saltava la colonnina, senza il clima acceso ovviamente, e allora ho detto vabbè, vai mona, tengo il clima H24 e niente, l'ho caricato lentamente. Adesso ho tutti e due i DC accesi, sto caricando a 80 passa per ora, poi quando uscirà il sole passeremo i 100, il che significa che una volta arrivati al paese, ecco sì, forse era quello che devo contare, destinazione del mio piano di salvataggio, guarda, non gli va a ombre, Dio povero, mamma mia, e 7 la mattina. Il mio posto di salvataggio è per l'appunto, aspetta, ancora c'è il caffè, attento, e tu quello è il caffè, ad ogni modo è Sappada, e se ti ricordi era un posto che era stato prepuntinato, ossia ispezionato in moto qualche puntata fa.
aspetta, forse devo dire anche una delle cose più interessanti, considerato che è un piano di salvataggio dall'emergenza caldo che sta arrivando, non tanto dei gradi ma della cappa che abbiamo noi. La cappa è quel blocco di umidità senza aria, senza quel clima ventilato. Semplicemente a Sappada ho visto che pur non essendo altissima montagna hai quei 10 gradi in più. Cosa succede? Da noi ci saranno 36 gradi con temperature ultra umide, lì 26 con temperature per nulla umide, e quindi non sarà neanche accendere il clima. Adesso mi godo il viaggio, dopo che se mi ricordo ti rimetto lì la GoPro, che forse si dovrebbe anche sentir meglio, in quanto, non so se ti ricordi, ho preso il GoPro Media Mood per la moto, per mettermi il microfonino dentro al casco, ma in realtà diciamo che sto GoPro Media Mood avrebbe anche un microfono a 3 direzioni integrato quando non gli attacchi quello esterno, e quindi in mountain bike intanto sarà tutta un'altra roba, e in camper probabilmente anche là, anche perché ultima cosa, poi non dico altro e accelero e guido, perché giustamente o filmo o accelero, è molto più sicura la GoPro, perché la GoPro la metti in quel piedistalino, dici ok, le sue riprese saranno sempre quelle, però hai un tasto fisico da schiacciare, cioè fisico nel senso che lo senti, non devi andare con i touch screen, hai capito? Quindi non devi neanche guardarla, la senti al tatto, tutta la tua concentrazione è dedicata alla guida, hai capito? Mi dirai, ti è utile anche come dashcam? No, allora qua, attento, tac, vedi? Registra H24 sia frontalmente che posteriormente. Bah sì, dai, direi che senza troppo romperci i coglioni, direi che dove abito oggi, oh là, Quito. Ciao, la vista ufficio non è delle migliori, però entrare qua in retro no, mi era difficile più che altro perché ho quella cacchio di bicicletta attaccata dietro. Casomai cucinerò tutto il tempo, perché questa è la vista dalla cucina, sai che a me piace l'acqua. Io ho anche i costumi e tutto. Ah sì, trovo qualche bel punto fondo, ma con 26 gradi di massime dubito che mi butto nel torrente. Casomai i piedini, dai. E qua c'è il Cristo che ti indica e ti giudica la via, però con tutto il rispetto, il Cristo non era un puntinatore, quindi su sta robe non sta a seguirlo. Difatti quella strada, se tu poi vai a vedere, è chiusa, ok? Quindi non ha senso andare per de. Bene, è vero che devo lavorare, però è comunque importante farlo anche in un bel contesto, quindi verifichiamo la postazione lavoro, 9:51 del mattino. E montagne di qua, montagne di là, un po' di paesino, di qua niente, la stradina, e di qua abbiamo già visto il torrente. Mi direi bene. La connessione non è il massimo, ma è sufficiente per lavorare. 18 megabit scarsi download, 13 in upload. Dai. E dopo mi dicono perché lavoro con Apple. Guarda, estensione dello schermo, guarda, sull'iPad, cioè io sposto il mouse, guarda, e senza fili lo comando qua, cioè guarda, cioè posso comandarlo, è una roba incredibile, e ogni cosa che faccio mi si apre la touch bar dove posso avere, vedi, varie funzioni, cambiare i colori, cioè contestuali a quello che sto facendo. Ciò significa produttività, ragazzi, cioè qua si lavora, non si yoga. Ovviamente l'estensione dello schermo è una delle infinite cose dell'ecosistema Apple, non è nulla. Quello che invece è più importante, che è il motivo per il quale io ho scelto di utilizzare Apple, soprattutto dopo l'avvento dei processori Apple Silicon, è per la velocità, ma soprattutto la stabilità. Io non ho mai formattato, da anni che lavoro, cioè una volta formattavo una volta al mese perché virus, perché scaricavo programmi craccati eccetera, cioè qua ragazzi è veramente tutto un altro mondo, mai un rallentamento, mai un blocco, mai un problema, porca troia, cioè se lavora non si sta là a riparare il computer. Però visto che non ha urgenze, forse è meglio che smetto di lavorare, perché tra 2 giorni arrivano piogge temporali. Ok, dai, chiudo l'ufficio, anzi finisco sta pagina in serio. Per proteggere la Germania con indottrinazione dei tedeschi. Mia mamma mi ha ritrovato perché ho una voglia qua di una gamba, e di conseguenza mi ha messo nome romano perché è italiano. Non è tedesco, si chiama romano perché è italiano. Esatto, sì. Allora dopo sono venuti in Italia, mi hanno lasciato stare. Praticamente durante la guerra i russi... Loro invece di fare la selezione, le case, le trincee, le cose,
loro spianavano tutto, gente non gente, loro e andavano avanti per avere meno morti loro, perché andare a fare la guerriglia è più pericoloso, invece mandare avanti i carri armati e spazzare via tutto era meno pericoloso. Come fanno adesso in Ucraina, bombardano, distruggono tutto e poi vanno avanti. È la loro strategia, in Afghanistan fatta uguale, è la strategia russa. Non voglio dire che Putin l'ha fatto per uccidere gli ucraini o non ucciderli, però ecco, allora io sono nato a Hannover, vicino a Braunschweig, e vedo, e di conseguenza quando sono arrivati i russi, i tedeschi, a parte che li hanno violentati, ammazzati tutti, quelli che c'erano, però anche loro avevano fatto delle grandi porcherie, vediamoci perché la guerra è porcheria. E ora io sono nato là, quando ho avuto 6-7 anni, mio padre ha avuto la cattiva idea di venire a stare in Italia, perché là in Germania, però sarei stato almeno 20 anni sotto la Germania russa, che non so se chi dei due, ecco. Comunque io ho ancora degli amici di mio babbo che sono venuti a trovarci qua, che dice adesso va tutto bene, ma abbiamo passato dei momenti tristi, quando ho fatto la riunione delle due Germanie e ora ci davano un marco russo, tedesco russo, uguale a un marco tedesco americano, a pari. Quelli dell'est hanno fatto boom, un marco russo voleva quasi niente, dandoci un marco che per la nazione tedesca è stato uno sforzo enorme fronteggiare una svalutazione del suo, però hanno fatto anche quello. Io adesso sono nato in Germania, ho vissuto in Germania, però sto bene in Italia. Sei romano dell'Emilia. Comunque ti ho raccontato un po', capito com'è. Allora, mi dice il mio nome così perché tutti i bambini che nascevano li prendevano, li mettevano là perché domani avrebbero fatto la nuova testata. Poi dopo è andata come è andata. E allora dicevo, ma questo è romano di Roma? È romano d'Italia, vuoi dire? Ciao Romano, dopo. Grazie, ciao. Guarda che bello, i vacchini che sarebbero i vitelli. Ciao Belisa! Guarda che belli. Dopo noi li facciamo uccidere, li piantano un coltello, li squartano di tutto il sangue, le budella che escono e tutto quanto, e dopo li bruciamo e ce li mangiamo. Ecco, rovina la poesia, ma ho sempre il vizio di essere intelligente e di stare distante dalle dissonanze cognitive. E oggi festa della birra il 13, ma dove? La Vacco Panchina. Volevo fare il bagnetto qua, ma non è semplice scendere. Lo farò qua dove c'ho il camper, che anche qui non è facile scendere, ma probabilmente passando da qua avrai la discesa, sicuro. No, forse non tutti sanno il Friuli è il regno delle zecche, io di là non ci vado, che ci vadano gli altri, ne ho già prese 2. Sembrano quasi orchidee. Che bello sto bagnetto. Ah sì. Schlutnov. Allora qua qui hai visto che so Veneto, ora il livello di emergenza del spritz è messo immediato, Dio caro, c'è neanche in pronto soccorso, codice rosso, gelato allo yogurt, fatto da loro, fantastico. Forse niente bagnetto. Fantastico, eppure attaccato al parcheggio camper, guarda. Tac, girate, vedi? Eccoli là. Ora devo tornare a casa perché ho lasciato l'oblò del bagno aperto, quindi è andata così. Diciamo che il bagno nel torrente è stato uno spritz e un gelato, ma ne vale la pena. Torrenti ne ho. Spero di non aver preso la multa, c'è la polizia là, porca miseria. Adesso vedremo, Dio gatto. Sì, vedi, mi sa che sarà un ferragosto un po' incazzoso, mi sa che ho preso la multa, perché il mio amico Romano è andato via. No dai, che dovrei trovare la multa. Facciamo le daita. Non passano, beh, ma non ce l'hanno loro perché dovrei avercela io. Non ho capito. No, se qua è il mio amico Romano. Buon, posto. Ok, capottino e via, che piove. Ho messo anche l'antifurto a finestra, i calcetti spassi. Pur col gradino, questo sì è da multa, chiuderlo. Sto provando a dare una seconda possibilità a sto strafante. Madonna, il cavo, guardate i video fuori dall'esterno.
Io avevo pensato di metterlo così quando uso il portabici, qua un po' storto forse. Ovviamente le fascette sono solo per studiare l'inclinazione. Io penso che una volta chiuso effettivamente il pannellino butta verso l'alto, quindi andiamo a vedere. E dai che piove, non vedo proprio a terra, però vabbè, senza ombra di dubbio un aiuto, dai, lo riproveremo. Diciamo che odio, che cosa devi fare ogni volta? Attaccarlo col bottone, schiacciare il bottone, sì che dura qualche secondo, vabbè. Odio il fatto che devi tenerlo con questo accendisigari. Adesso vediamo se mi danno quel cavo che mi hanno detto USB. A proposito di cavi, guarda, mi sono predisposto qui un cavo bello nascosto che va dietro, va sotto qua il punisci inquilini del camper, la serie se entra qualche donigo spacco in testa, e questo cavo qui lo posso attaccare alla GoPro, quindi tenerla sotto alimentazione quando sono nei viaggi, quando filmo con la GoPro durante i viaggi, voglio dire. La salute. Sai che bello, anche piove, super cenetta e arietta fresca, bellissimo, guarda le piante. Ucci Van Life che sono passati, sono andati dove c'è la strada chiusa. Uccio che adesso se ne accorge e torna in Rio. Cioè, ma guardare prima a piedi com'è la strada, no? Eccola, e via in retro. Sì, caro. Dio Van Life. Non ho capito il cartello. Cioè, parcheggio camper col disco orario da mezzanotte a mezzanotte. Cioè, non capisco. Cioè, metto l'ora che voglio e ora. Anche sul camper col Cristo che fa il shampoo, che altro Cristo, bellissima. Aspetta, questi mi serve per verniciare. C'ha paura e ha messo il tipo qua che fa finta di essere Buddha. Porco can. Guarda Buddha così smagrio, cos'è? Sta male? Era chiuso di là. Mi sa di smontare sta porta. Non che go avanti, che si messe da quando tocca imbriagarmi col vino del prete. Comunque, a parte scherzi, beh, sta accesa, spettacolo. No, una cosa che non vorrei che passasse per razzismo, perché veramente non lo è, e bisogna stare attenti. C'è un antico forno che ho visto, dove dentro c'è un sushi, c'è ancora quelle scritte dell'antico forno, a Sappada. Cioè, ragazzi, anche no, cioè, paesino di montagna, voglio dire, cioè, nulla contro i sushi e nulla contro i cinesi, ma stiamo rovinando la tipicità, le tipo metà. L'ananas sua pizza, insomma, ecco, qui era il discorso. O il cameo sul pozzo, cazzo c'entra il cameo? No, non era un antico forno, era una gelateria normale. Aspetta, non sono più in Veneto, devo parlare italiano adesso. Guarda che spettacolo. In centro c'è molto movimento la sera, ti rifai gli occhi per i bellissimi alberghi e casette. E l'ho fatto appunto camperistica, è vero che c'è l'area camper, però è pieno di queste fontane qua. E stavo facendo prendere dalla pigrizia perché volevo uccidere qualche milione di persone virtuali su Far Cry 6, però dopo ho detto no dai, mi faccio una passeggiata. Vedi, mi sarei perso tutto quello che ho visto, tutte le piacevoli sensazioni che ho provato nel vedere le belle cose. Tutto pieno, però guarda, mentre dico però, guarda le macchine un po' parcheggiate dappertutto, contemporaneamente io direi più che vivibile, insomma, ecco, l'unico fastidio magari se i taglierba qua, ma parecchio. E ha diritto anche a loro di far dos casare, dai. Questi credo abbiano un bambino. Aspetta, sento musiche birifere di là. Non capisco, sembra venga di là. Oddio, cos'è quel tubo che cattura la mia attenzione? Aspetta, perché alle anche aree camper? Porca miseria, e anche fuori dalle aree camper. È un posto che può contenere tante persone, accidenti. Sto vedendo un po' per gli eventuali bagni di domani. Mi raccomando, ti do una dritta, stai più a sinistra rispetto all'area camper nel torrente, perché ci sono gli scarichi
ok, nei pressi dell'area camper. Se noi scarichi i camper, li scarichi da città, insomma, ecco, quindi senti che sa proprio da stagno e da chimico anche, quindi a stare stai più a sinistra, tipo qua. Aspetta, perché non rende quanti camper ci sono, ma questo è ancora niente, perché dopo tutti quei camper di là, che lì c'è l'area camper, ce ne sono tanti altri ancora. Di poter festeggiare con tutto il potere questa sera. Flutterfest, vi voglio urlare! E allora, i bicchieri su e insieme cantiamo! Ein Prosit, perché Wirklichkeit. Ein Prosit, Che tramonto, fioi, che tramonto, fantastico, strano, molto, forse in telefono, guarda, per una volta su 1000 ha fatto l'esposizione in bianco corretta, sembra uguale alla realtà. Ah sì, aspetta che non mi smento col tubo che catturava la mia intenzione. Ah, sabbie mobili in montagna, tipo scale mobili, tipo quei di aeroporti che ti porta avanti, il tapirulan là. Sì, ci siamo capiti. Ciao notte.